No, no, grazie. Non serve? Preferisco fare senza. No, Sai che mi incute sempre timore il microfono. Vabbè, veniamo. Se si sente facciamo senza. Sì, sì. Vedi bene. Beh, abbiamo la voce alta sia io che Michele, perché non so se è un problema. 30 secondi tempo per gli... Sì, sì. Sembra che su Twitch. Sembra che su Twitch. Twitch è la piattaforma dei ragazzini. Bravo per me. No, C'è la piattaforma dei ragazzini.
in diretta con l'audio e con quello. Partito. Mi siedo qua. L'hai fatta su questa foto? Sì, Da in cima le vedete? questa qui l'ho fatta dal cimitero di Combai, che è sopra l'abitato. Ma quella è collina. Sì, è da Combai, Con Bari è tanto lontano. ma col dell'obiettivo. No, ma sì, è visto di lato. Sì, sì, ho messo il teleobiettivo. Vuoi che partiamo? Per me va benissimo. Nel caso si... Sì, sì. Vai. Andiamo. Ok, allora riprendiamo con l'ultimo incontro di questa giornata che riguarderà le fortificazioni medievali in Vallata tenute a cura dell'archeologo dottor Michele Zanchetta. Michele è archeologo da oltre 20 anni, è direttore nazionale di ANA, Associazione Nazionale Archeologi, e dell'Istituto anche Veneto per i Castelli, è autore di numerose pubblicazioni, tra cui questa Atlante dei Castelli, tra piave e evidenza, di cui oggi ci farà un excursus per quanto riguarda le fortificazioni e i castelli nella vallata in cui ci troviamo. Quindi prima abbiamo visto con il dottor Giovanni Tomasi quella che era la viabilità, adesso Michele riprenderà dal punto di vista delle fortificazioni medievali. Prego Michele, a te la parola. Buongiorno, grazie Marta, buongiorno a tutti. Allora, il titolo è appunto le fortificazioni medievali in Vallata. In realtà ho messo, come anche nel libro, le preesistenze, sia i luoghi dove in età diciamo protostorica, tra la fine dell'età del bronzo e l'età del ferro antico, esistevano dei castelli o delle presenze insediative, forse probabilmente fortificate, perché è un periodo, quel periodo di passaggio molto delicato, con forte diciamo, la società aveva non conosciamo praticamente nulla di quel periodo, però quello che conosciamo, e lo sappiamo attraverso il tipo di insediamento in castellieri, queste forme di insediamento fortificato, simili ai castelli, ma differenti perché molto spesso diciamo sono ridotti e sono specialmente con murature in terra e impalificate in legno. Alcune hanno, dove possibile, impiegano anche la pietra, però la maggior parte sono in terrapieni di terra, fossati, vuoti e palificati di legno. È una caratteristica che interessa tutto l'arco alpino, in particolare nell'arco nord-est. Quello nostro sembra una ripetizione di quanto avverrà circa 1500 anni dopo, a partire dall'Alto Medioevo, con le cosiddette, tra virgolette, invasioni barbariche. Stessa cosa avviene anche in un periodo antecedente. È un'instabilità sociale e amministrativa che dura circa 250 anni, 300, e ci ha donato tanti castellieri che noi riconosciamo spesso per la forma dei colli, e di fatti spesso si trovano resti di questo periodo, per la forma cosiddetta troncoconica, cioè delle colline sagomate dall'uomo in cui sono in cono seghettato sulla sommità e con delle presenze di terrazzamenti sotto.
molto spesso, come ho detto, questa tipologia qua è reinsediata in età alto medievale nei momenti in cui anche qui c'è in questo territorio una forte problematica di stabilità sociale. Quindi cominciamo. Ho fatto un excursus verso, vediamo velocemente delle immagini, questa qui è il Pizzocco verso la vallata, questa qui è la nostra zona di interesse, vedete più o meno a grandi linee, ho preso l'area dei valichi poi alpini fino al limite delle prime colline. Questa qui è la zona di Colmaggiore, quindi anche il fondovalle. Quindi l'area si sviluppa con un andamento nord-est-sud-ovest tra prati e colline. La valle è caratterizzata da diversi corsi d'acqua e laghi, a proposito della mia domanda di prima, non casuale. Ecco un'altra elaborazione, questa da Google Earth, una vista dall'alto, dal sud-ovest. Vediamo l'area com'è caratterizzata da queste corde di colline nord-est, sud-ovest, parallele all'andamento delle prealpi. Questa qui è la vista da est della vallata, vediamo subito due laghi. Google Earth dà delle grandissime possibilità di ricostruzione del territorio, vedere quello che fino a poco tempo fa era praticamente impossibile su un certo ottica, adesso ci permette di capire anche oltre le piante bidimensionali con le curve di livello. Questo è fondamentale. Un'altra vista qui molto più ampia, vediamo il nostro territorio con il limite, diciamo, del Piave. Abbiamo visto le principali vie di percorrenza delle valli seguono lo sviluppo naturale. Ecco, io adesso avevo già preparato comunque una cosa molto veloce, mi sovrappongo parzialmente a quello che è stato detto dal dottor Tommasi prima, per cui abbiamo le strade che corrono lungo il fiume e i laghi e le strade di valico. Questa qui è una rappresentazione veloce. Questa qui è la via d'accesso nord, che è la Valle Appesina, il valico di Serravalle, il Praderale Rona Nord, il Passo San Boldo, qui passaggio di Pian delle Femmine e a lato Pian de Frassenè, che è appena spostato a sinistra, la via Maestra, l'opposta via dell'Acqua. Ed ecco, cominciamo con quelli che voi vedrete con il colore rosa, quelli che sono le presenze di, diciamo, pre-protostoriche, quindi questo passaggio tra età del bronzo e età del ferro antico, dove state trovate dei resti di insediamento. Ecco, la problematica maggiore è trovarli, specialmente nel nostro territorio, e specialmente capire quelli che sono castellieri. Io ho preferito metterli tutti perché in assenza di dati archeologici, fonti impossibili, ma dati archeologici derivanti da scavi archeologici, le nostre possono rimanere molto spesso nient'altro che supposizioni. Qui vediamo che abbiamo una concentrazione di questi ritrovamenti nella parte nord-orientale e staccato quasi a chiudere nella parte bassa sul castello di Mondeserto, che vedremo dopo la sua vista com'è, anche in che posizione si trova. Questa qui è la diffusione in età romana, con il rosso, quindi alto medioevo, tra presenze certe e incerte sempre, medioevo, basso medioevo e post medioevo. Quando indico post medioevo, anche quelle presenze che sono perdurate attraverso i secoli, arrivando fino al nostro tempo spesso, ma anche cambiando la forma, tipo un castello trasformato nel corso dei secoli in residenza aristocratica. Qui è l'accesso da Serravalle, vedete, perché noi cominceremo il nostro viaggio da nord-est. L'accesso da Serravalle, questa stretta, vedete abbiamo delle presenze in quest'area sia in età romana che tardo antica, con strutture di diverso tipo. Vediamo se riesco a muovermi. Ok, qua sotto. In età alto medioevo anche qui abbiamo presenza di strutture e fortificazioni. Per quanto riguarda medioevo e basso medioevo abbiamo la certezza di presenza di fortificazioni diversificate attraverso i secoli, con strutture che sono arrivate anche ai nostri giorni, alcune delle quali cambiando completamente la loro forma.
esempio su tutti, ho messo non a caso Serravalle per come è variato il sito del Castrum, che chiude al centro la valle, o come è cambiato in maniera sostanziale l'area di Sant'Augusta, che noi conosciamo come area dedicata alla Santa, con santuario e Via Crucis fatta nel Settecento, ma in età già tardo antica, alto medievale, con presenza, con ogni probabilità, di un insediamento, un oppidum, con anche lavorazione di materiale, come è stato e sembra emergere dai resti recuperati. Dalla parte opposta, sulle colline del Monte Isel, una scansione di due fortificazioni, le vediamo qua, quella del Monte Isel e quella del Monte Cucco, e poi più in su ancora c'è il Monte Baldo, che vedremo scansionata attraverso le epoche. Questa qui è la stretta di Serravalle nella rappresentazione di Marin Salmudo nell'itinerario per la terraferma nel XV secolo, che si riconoscono ancora i due castelli sulle sommità e quello sotto la parte alla chiusa della valle. La stretta di Serravalle da una vista opposta, da nord. Io l'ho messa perché comunque abbiamo delle interessanti presenze fortificate anche in queste zone qui, che cingono tutta l'area cenedese a sud di Serravalle. Qui, dopo la chiusa, tutta la zona della Valle Appisina, anch'essa interessata da fortificazioni. Ecco il castrum di Serravalle, che ha subito dei cambiamenti nel corso degli anni, e non solo per la presenza delle palme. L'unità novecentesca delle ville del cambiamento di assetto urbanistico della città, vabbè, le troviamo anche sul Monte Altare, quindi. Questa qui è l'area di Sant'Augusta e il castrum di Serravalle viste dalla chiesa di Sant'Antonio, che si trova sul Monte Isel. Non sono riuscito a metterlo, se noi prendessimo una foto degli anni '80, troveremo che il colle è parzialmente spoglio. Perché? Perché la legna è stata tagliata fino agli anni 60 per qualsiasi attività, per scaldarsi, far da mangiare e così via, attività abbandonata a partire dagli anni 60 per la diversificazione energetica e di conseguenza crescita selvaggia di tutto degli alberi su tutte le colline, perché diciamo negli anni 20-30 non era questo il paesaggio, erano completamente spoglie. Anzi, se andiamo nella zona, per esempio, del Monte Altare a nord, ci sono ancora tutti i reticolati, ci sono ancora pieno di ruderi di stalle, dimostrazione di una presenza massiccia di questo impiego degli animali. Ecco, poi cominciamo il nostro viaggio, sempre utilizzando Google Earth. Qui abbiamo la zona del Monte Isel, vedete dove siamo? Siamo sulla parte sinistra guardando verso nord, la prima fortificazione, edificata tra il XIV e il XV secolo, in sostituzione di una più alta, che era sul Cucco, che è stata spostata. È stata abbandonata ed è stata costruita qui. Punto di osservazione rispetto ai tre punti di presidio, cioè vallata, Valle Appisina e basso, zona di Cenede e Serravalle, strutture fortificate composite e collegamento con la fortezza di Serravalle, c'è un collegamento visivo continuo. Esiste la fortificazione anche che perscende continua con le murature lungo questa fascia. Questa qua è una foto, ecco una di queste torri che è stata trasformata in casa, e questi sono dei resti delle strutture murarie. Ci spostiamo più a nord, Monte Cucco, qui ho cambiato la visuale, qui stiamo guardando da sud a ovest, guardate come si riesce a vedere bene verso la Valle Appisina, in realtà la visione era anche verso questa parte e anche verso sud. Demolito dai veneziani nel 1340 circa, punto di osservazione rispetto ai tre punti di presidio, strutture fortificate composite, anche questo collegamento con fortezza di Serravalle. Guardate come il dialogo è facile, come da qui è possibile guardare fino al lago di Santa Croce. Vi ricordiamo che c'era la Casa Matta, che era il confine con la zona del Bellunese.
Ci spostiamo, un insediamento caratteristico, ma è una mia supposizione, sarebbe interessante studiarlo, quello del borgo di San Giuseppe ai Conaldi, che ha una forma circolare attorno a un cortile, è isolato, e su un poggio isolato può essere che questa forma così circolare in realtà non sia nient'altro che l'evoluzione di un borgo fortificato di cui però, ripeto, mancano totalmente dati in merito. È una pura supposizione. Perché l'ho messo? Perché comunque è un punto di avanzamento, poi è un punto che guarda verso diversi luoghi, ed è molto anche interessante anche la storia legata alla dedicazione della cappella che si trova all'interno del borgo. Questo qui è il borgo. Ci spostiamo sul Monte Baldo, dove abbiamo forse la presenza di un antico castelliere. Abbiamo comunque, per l'età del ferro media, frequentazioni, quindi strati, ma anche frammenti di ceramica. In età romana e tardo-antica, di nuovo presenza romana, con vari tipi di materiale. In età medievale, un possibile presidio. Sicuramente interessante il fatto che il Monte Baldo si riconosce anche un po' da questa forma, aveva un andamento con terrazzamenti e fossati e secco. Se noi facciamo il sentiero che sale o da San Lorenzo, oppure risaliamo tutta la cresta che parte dal Castro e sale su fino a qui, troviamo in questa zona qui dei punti di terrazzamento che non sono chiaramente naturali. Questo è il Monte Baldo da sud e il Monte Baldo invece da nord. Ci spostiamo a Pian de Frassenè, nominata anche prima dal dottor Tomasi. Abbiamo della ceramica dell'età del rame, una frequentazione dell'età tardo-romana con una scenferro, età medievale, alto medievale, appunto, ci sono ceramica, punto di freccia, giavellotti, chiodi, alta ceramica dell'età basso medievale. Purtroppo anche su questa caratterizzazione qua lo studio della ceramica non è così approfondito, specialmente un certo tipo di ceramica appunto pettinata. Bisogna prendere la lettura di questi, in assenza di altri dati, bisogna prenderla con le pinze. Un luogo di passaggio, ospizio forse un punto anche di ospizio, punto di sosta per viaggiatori, presidio di valico. Questa altissima produzione di ceramica ha fatto supporre taluni che in realtà si è collegato alla presenza di una manifattura ergologica per la produzione della ceramica, forse per depositi di argilla in qualche posa, però questo qui non si sa ancora. E certo uno dei passaggi di confini con la zona bellunese. Ecco una foto fatta dalla parte opposta di Ervine, con la scansione anche del Monte Foscone e Castel Maor, che adesso andremo a vedere. Qui siamo la zona di Monte Foscone, appena sopra l'abitato, è un po' il limite dell'abitato di Ervine, più alto. È schematizzata l'andamento della strada delle Musse, che arriva a Siria a Castel Maor, risale, dice Pian delle Femmine, poi si arriva in poco tempo Pian di Frassenè. Interessante in Castel Maor, questo qui, perché io ho difficoltà a anche inquadrarlo sotto certi aspetti, perché si trova molto distaccato, si trova in mezzo ai boschi, è molto più vicino alla cresta che agli abitati di fondovalle, ha un'architettura molto particolare, è vero che è stata fortemente manomessa nel corso dei secoli, i cambiamenti, se noi andiamo su adesso si nota che alcune strutture sono state trasformate in ricoveri per cacciatori momentanei. Sicuramente si sviluppa maggiormente in età basso medievale, però è interessante perché è rialzata su una sorta di enorme pedana lapidea fatta di lastre di pietra sovrapposte una all'altra. Può essere che sia stato un presidio militare lungo la strada delle Musse. A nord è interessante che a nord, quindi più in alto, esistono una serie di
presenze di strutture probabilmente stabulari, quindi tipo stalle così, una al lato all'altra, incastonate all'interno della montagna, però non sono mai state indagate, anche perché bisogna andare d'inverno perché d'estate non si passa e quest'anno si viene anche invasi dalle zecche. Queste qui sono alcune foto della situazione a Castelmaor. Più in sotto abbiamo Monte Frascone, che anche questo è nominato nel 1283 per la sua distruzione, continua in età bassa medievale e anche post medievale, arriva fino ai nostri giorni perché viene continuamente rielaborato da una principale forma che è ben riconoscibile. Si trova su un poggio naturale, forse nata da un'originale casaforte, ma una mia ipotesi, quindi una struttura abitativa fortificata. È all'inizio della storia delle Musse e come dicevo prima appunto si trova al limite dell'abitato. Per posizionarlo tenete conto che questa qui è la chiesa di San Francesco da Paolo, esatto. Eccola qui, una foto, come vedete è struttura diversificata, composita con accrescimenti posteriori. E questo da dietro. Quella merlatura lì è recente. Beh, io qua chi l'ha studiata? Giovanni Tomasi, meglio di chiunque altro. Per me è una fantasia novecentesca. Sì, no, anche prima forse, ma senz'altro è una superpopolazione. Sì, sì. Io vedo, cioè si vedono, cioè non ha nessuna funzione. No, non ha nessuna funzione. La cosa strana di questo posto è che è stato completamente rilavorato dal sacerdote che ha fatto San Francesco di Paolo e ci ha messo di suo tantissime cose. C'è una cappella qua. Qua. All'interno c'è una cappella che si riconosce ancora adesso, che però è di datazione difficilissima. Ma sono queste cose ibride, tra l'altro un edificio così, con queste variazioni strutturali continue, cioè diciamo che la cosa è costruito su un poggio artificiale, spianamento o riportamento, questo sicuramente, però da qui a riuscire a elaborare bisognerebbe fare un alzato, un'analisi degli alzati, e l'analisi degli alzati si fa togliendo tutti gli intonaci, cosa che sicuramente non permetterebbero, e di conseguenza noi ci accontentiamo di vedere questa costruzione. Sì. Tra l'altro il documento che scomunica del 1283 dice che quelli hanno distrutto, per questo vengono scomunicati, domum, la casa, gli edifici che saranno stati edifici rurali per l'Eve e lo spazio e quindi aveva una palizzata come al solito Di difesa, sì. Di difesa, sì, era non aveva una mura. Non era strutturata. Pietre, però aveva, sì. Sì, beh, diciamo che una cosa tipica di queste, Sì, di queste quelle difese epoche. temporanee, anche a Conegliano, io che sono di Conegliano, c'erano le cerchie che erano queste difese temporanee, tipo quelle di Sant'Antonio, così, che venivano costruite, poi venivano smantellate, poi alla necessità, ed era sempre troppo tardi, venivano ricostruite, poi si riimpiegava il materiale, quindi queste strutture in terra, legno e fossati sono praticamente scomparse. Lo dico da archeologo, è anche difficile quando si trova un fossato secco riuscire a riconoscerlo, perché c'è una variazione stratigrafica continua dei livelli ed è veramente improbabile. Anche perché sono dei butti continui dall'alto magari, quindi che vengono poi rilevati. Quindi comunque è interessante, è una struttura romantica, sicuramente se deve andare una lettura, diciamo, letteraria. Sì, qualche romantico ci ha messo in mezzo. Sì. Andiamo avanti, dalla parte opposta abbiamo questo toponimo, Col Castellin, questo colle isolato, staccato. Io ho messo, era antico Castellino, punto di domanda, ma non esiste nessuna prova. È un punto, però è una forma di un colle un po' molto particolare, perché è isolato, staccato e la sommità sembra quasi livellata. Siamo sopra mare? No, siamo No. sotto Novarolo. Novarolo.
Nogarolo, qui siamo sulla parte sud della valle. Ah, ok. Quelle sono le fornaci. Qui sono le vostre conoscete bene la zona, Colle però è sotto il comune di Revine. Ah, sì, sì. Per poco, Faccio una precisazione che non serve a niente, ma è simpatica lo stesso. Qua sono nato io. Bene. quindi difatti sotto il comune di Revine. Sotto il comune di Revine. Sì. Appunto no, Tarso, è nel versante di qua, però è ancora Revine. Sì, il toponimo è stato col Castellina alla fine del 400, quindi era una Sì, documentazione relativamente vecchia. Sì, è interessante questa cosa qua, che addirittura nel 400 continuano, che ormai è già tardi, 1465 Sì, probabilmente. non era più castello, ma c'era le rovine o c'era qualcosa che per loro voleva dire castello, un piccolo castello. Sì, può essere, magari c'era soltanto anche una casaforte, che ne so io, qualcuno, però sicuramente è un punto, anche perché è un punto di valico minore su Nogarolo, e anche da questa parte qua, io non li ho trattati oggi, però c'è tutta una serie di toponimi, bello stare e così via, dalla parte di Tarso. E c'è ancora qualcosa lì col Castellino? Sì, c'è un pilone dell'energia elettrica che l'hanno piantato 20-40 anni fa e quindi qualsiasi cosa ci fosse. È stata rasentata No, completamente. qualche rudere c'è, ma non... Se c'era è arrivata a valle. Ah, ok. Hanno sfruttato, d'altronde è un colle elevato, Sì. comodo, in quell'età forse preistorica, sicuramente medievale, e naturalmente quelli dell'Enel hanno detto ma perché non lo sfruttiamo? È già pronto? Qui siamo nella zona di Tarso, qui è interessante, qui vediamo la stretta, nella zona qui sopra, qui c'è la chiesa, qui la zona del toponimo Rocca, e ho trovato in un documento del 700 che parla della presenza di questa rocca. È interessante, però ripeto come toponimo, ormai il 700 è già tardi. Allora, dalle mie ricerche, il comune di Tarso è il secondo comune dopo quello di Vittorio Veneto con il più alto numero di, chiamiamole emergenze fortificate, chiamiamole così. Perché? Perché è una zona di passaggio, è una stretta minore rispetto a quella di Serravalle, ma è una zona di passaggio, come una zona di passaggio il canale che porta fino al quartiere del Piave. Di conseguenza qui troviamo anche una serie di strutture. Abbiamo trovato, forse in Castelliere non si sa, ceramiche e figure sicuramente dell'età del ferro. Abbiamo materiale vario romano trovato, che non sapeva nemmeno la sovrintendenza, io l'ho trovato in un bollettino parrocchiale di una quindicina di anni fa, che quando hanno costruito la strada per arrivare alle case, hanno trovato il materiale romano, ma non è stata interessata la sovrintendenza. Ma che materiale ha trovato? C'era ceramica, monete, anche monete romane, quindi... E dove sono? Adesso la sovrintendenza, io spero che gli ultimi 2 anni abbia indagato, dove sono andati a finire. Era nel bollettino parrocchiale della parrocchia di Tarso. E sopra, qui siamo sopra il giardino di Bussai. Sì, c'è via Castello. C'è anche il toponimo, di fatti, Via Castello corrisponde alla Rocca. Sì, è esattamente quello. È interessante, difatti ho messo anche il toponimo, presenza. È interessante come, se questa qui è la zona che siamo vista da sud-est, è la zona della Rocca, ok? È interessante comunque che qui dove c'è il ristorante adesso sia su un poggio in parte artificiale, però rialzato perché si risale per arrivare al ristorante, e nulla esclude, come è tipico, che le rovine siano nient'altro che le cave per poi recuperare il materiale già pronto per costruire. Quindi questa villa di età chiamiamo moderna, quindi io dico moderna a partire dal 500, intendo moderna, non abbia nient'altro che sfruttato la presenza di materiale già lavorato per la ricostruzione. Ecco un'altra vista, questa qui è la zona vista da ovest. Andiamo avanti, poi interessante la presenza, ma una segnalazione molto tarda, che vedete da una mappa del 1563 del Ligorio, in cui c'è a Tarso, a Fratta di Tarso, non c'è il campanile, è proprio disegnata una torre, perché analizzando tutte le altre, i campanili sono disegnati in maniera completamente diversa. Quindi adesso questo qui è quello che vediamo adesso.
però evidentemente era una situazione completamente diversa. Interessanti due toponimi a Resera, Reseletta, Castellic e Castellir, con forse presenza di castellieri, sicuramente i toponimi che hanno, di solito identificano queste zone qui, come abbiamo visto anche in altre zone del territorio. Sono due colli isolati con buona copertura in entrambi i casi di visione della valle, perché da qua si riesce a spaziare sia verso la Valle Albisina che verso, si arriva fino a Combari. Uno di questi, Castel San Pietro 1377. Quello Scusa, sopra Resera Arfanta c'è Monte Croce. Monte Croce. sì, ma là È il punto più alto. sì, il problema è che è sempre questo discorso, vale la pena costruire così in alto un qualcosa? È difficile da arrivarci. Magari c'è un punto di osservazione, magari un bel fredo in legno, c'è una situazione simile proprio ad Arfanta, al Mondragon, in cui il colle Mondragon è elevato e guarda diciamo a 300, quasi 360 gradi, ma in realtà le strutture, quelle più interessanti, sono di quella specie di fortificazione più in basso, la Pica esattamente, che tra l'altro ho visto anche recentemente, purtroppo negli ultimi 20 anni ha avuto un degrado spaventoso. Qui siamo nella zona di Resera, ci spostiamo sempre verso sud-ovest, abbiamo il canale di Tobena, interessantissimo. Qui ho fatto l'infilata partendo diciamo, dall'insediamento di Gai e su a risalire fino alla torre del San Boldo, passando per la cortina di Tovena segnalata in età medievale, la torre di Tovena sopra lo spalto roccioso e fino ai resti della torre sulla cima del San Boldo, che sono stati gli ultimi botti riandati quando hanno messo a posto fine anni 80, inizio anni 90 la strada che sale al San Boldo, perché hanno messo le reti di ancoraggio e hanno in parte demolito quello che rimaneva. Questa qui è la Valle del Passo, qui vedete sulla destra la torre di Tovena, sullo spalto qui la valle che sale fino al valico. Gai, ipotizzata, c'è stato sulle varie ipotesi sul fatto che anche questo possa essere stato un castelliere. Onestamente non è così inaccessibile, è difficile. Di certo è interessante perché c'è toponimo, l'agionimo legato a San Michele, legato ai Longobardi. Il Pago Novello ha ipotizzato che fosse una fortificazione, ci fosse una torre di difesa in età tardo antica, alto medievale, ma in attesa di dati. Anche là c'è una località Castello. Questo non lo sapevo. È vero? Giovanni? Sì, ma lo so. Ecco, me lo sono perso. Lì c'è una specie di fattoria chiusa, una delle fabbricati in basso c'è un pozzo di una trentina di metri Però di profondità, quindi è una zona abbastanza interessante, sì. E da là, non dalla chiesa di Gai, ma da là vedi l'infilata si vede un'infilata del completa. canale di San Boldo. Quindi può essere che appunto l'insegnamento. Piccola parentesi per quanto riguarda l'età longobarda che abbiamo accennato anche prima Giovanni. Cioè, quando sono arrivati i Longobardi, dobbiamo pensare a una situazione per chi abitava l'Italia, l'odierna Italica, completamente devastante, perché c'erano stati secoli e secoli di guerre continue, di invasione. La popolazione era completamente esausta, non aveva più nulla in cui riconoscersi dal punto di vista identitario. E quando sono scesi i Longobardi, adesso le stime sono abbastanza varie, ma non erano milioni, sono scesi che erano 150.000, comprese donne e bambini, e hanno conquistato l'Italia. Quindi e dov'è che sono andati a stanziarsi? Nei centri del potere, ma anche nelle zone lasciate libere. Sono andati dove appunto sono cresciute le cosiddette fare. È una tendenza comunque che noi sarebbe interessante creare un legame su questo, perché anche in età romana popoli germanici vanno a insediarsi in luoghi
dove non c'è nessuno. Per esempio, Sarmede, Sarmati e così via. È una cosa interessante. E siamo sopra il Guadum, Morendi. Siamo al quadro del mulino. Sì. Esatto, quello che ha accennato prima. Questa qui è sempre la chiesa di Dai vista dall'altra parte. Questa qui è la torre di Tovere, questa è una foto di oltre 20 anni fa, fatta d'inverno perché permetteva di una visione maggiore. Abbiamo in presenza da alto medioevo, non sappiamo assolutamente niente. Abbiamo monete a partire dal XIII secolo, rinvenute e dopo licenziate dallo studio scientifico, fino con la presenza fino a circa il XV secolo, uno spalto altamente difendibile, una buona copertura visiva e poi sigue la strada che saliva. Eccola qui la torre. E questa qui invece in primavera che si vede nettamente di meno, questa è una foto molto più recente. Questo qui è il Santino che abbiamo visto anche prima, e questa qui è una San Bollo. che era sul San Bollo, sì, vedete la torre nel Novecento la mostrano all'inizio del Novecento, questo qui è stato rifatto dal pittore Gava, però nel Santino originario di inizio Novecento la torre era molto più completa e c'è i resti della torre bellunese cosiddetta. E questo è quanto rimane con ogni probabilità di una delle, vedete, le reti di tenuta di resti murali. E qui è il valico attuale con dove adesso c'è il ristorante che era la dogana. Altra infilata, sempre sud-nord, dalla parte di Follina, di Cisone e di Valnareno. Abbiamo l'infilata attuale Castelbrando, Castello di Costa, Castellazzo e Passo Praderadego. Il castello, chiaramente quello che vediamo adesso è tutta una rielaborazione che non ha nulla a che fare con un castello, come lo definiamo tale, è un palazzo residenziale a tutti gli effetti, un hotel, però la forma non è quella del castello, quella del palazzo residenziale, aristocratico. Abbiamo una citazione 962 in cui si parla di una curtis Tovene, però il Tovene di là, però sicuramente parla del territorio. La prima citazione è ante 1226, la fortificazione è un'evoluzione dal XIII al XV secolo per la parte castrense, poi cambia e ci sono tutta una serie di variazioni, comprese l'apertura di queste decine e decine di finestre che chiaramente non hanno nulla a che vedere con una fortificazione di difesa, compresi anche il trifore e così via, gli affreschi in facciata. Questa qua è la variazione recente degli ultimi 2 anni, dopo che sono stati tagliati tutti gli alberi e sono emersi i bastioni che sorreggono. Interessante il Monte Castellazzo, questo che è stato accennato anche prima. Io ho cercato alla grandi linee di delineare quello che è lo spazio di occupazione. Si riesce a vederlo soltanto se si va d'inverno, perché anche lì invasione è pieno di rovi, piante e tutto, oltre che i serpenti che cascano dagli alberi, non sto scherzando, parlo per esperienza. È interessante come l'insediamento sembra dei dati che non si protragga oltre il VI secolo, cioè poco prima dell'arrivo dei Longobardi viene abbandonato. Quindi ed è sicuramente un punto, cioè i materiali ritrovati non danno di indicazioni di ricchezza, tutt'altro. Siamo anche un periodo in cui, se noi andiamo a leggere le cronache del tempo, cioè tipo, non so, Gregorio Magno parla di una desolazione senza fine, campi abbandonati, distruzioni, di tutto, pestilenze. Sicuramente è una zona di vedetta, di controllo, sia su quello che poteva passare sulla valle, ma anche verso il Praderadego, che secondo me a partire dall'Alto Medioevo comincia a prendere la sua importanza. Non è un caso che cominci a collegarsi con una parte del versante bellunese che comunque tuttora è sotto la diocesi di Ceneda. Sì, bello. È Sobborgo Valbelluna, che sono tuttora sotto la diocesi di Ceneda. Interessante comunque che questo insediamento ha anche una cinta di difesa, abbiamo diversi ambienti e anche una vasca per la raccolta dell'acqua.
questo è il disegno elaborato a metà degli anni 80, quando vennero fatte delle indagini molto superficiali. Ci spostiamo più in su, vedete ho lasciato la presenza del castello, dei costi di Castelbrando, Monte Castellazzo, valico della Val Belluna, interessante, nominato anche prima da Giovanni, interessante comunque una stratificazione, perché comunque secondo me non passava di là la via Claudio Augusto Altinate, assolutamente. Può essere, però non posso escludere che ci fosse, come sicuramente c'era, una viabilità minore, sì, ma anche una viabilità minore che collegava, perché chiaramente se uno doveva appena andare di là, non è che facesse tutto il giro per la piana. Certo, pensare che spostassero gli eserciti romani su per il San Padre Radico mi la vedo difficile. Ho avuto la fortuna di scavare strade romane anche in montagna ed erano completamente diverse. Quindi quella buona parte di quella strada è stata costruita nel 1580 dai conti Brandolini. I conti Brandolini volevano fare una strada sul loro territorio che portasse a Mel per vendere i propri prodotti, non pagando la muda a San Bordo. E contro la costruzione che si avvaleva già della Sparo, diciamo, per poi arrivare alle mine, si è opposto il comune di Belluno, piantando una causa a Venezia, e Venezia ne ha dato ragione, perché la muda era lì e non se ne potevano fare una per i fatti loro. Quindi quella strada lì, che a partire da Paolo Novello è la Claudio Augusto Altinate, in parte è tardo-cinquecentesca, sì, e in parte è quella che c'era prima, ma che era semplicemente... Sì, tra l'altro l'archeologia, diciamo, ufficiale non ha mai riconosciuto, a parte già sulla Claudio Augusto Altinate esistono, è una strada che compare nel Settecento senza una sua storia. Dagli ultimi ritrovamenti archeologici effettuati in Val Adige sembra che ci fosse una Claudia Augusta padana che saliva dal Po, passava per Verona e correva lungo tutta la valle dell'Adige, e poi all'altezza di Bolzano si divideva, un asse risaleva la valle di Risarco e quell'altra andava per la Val Venosta. Questa qui è una viabilità secondaria sicuramente, solo che molto spesso la leva di tutta questa situazione, che di qua passava la Claudio Augusto Altinate, perché hanno trovato a Cesio Maggiore sotto l'altare, cioè un miliare, allora lì per forza chissà da dove viene quel miliare. E poi c'era comunque una viabilità romana anche in sinistra e in destra Piave in Val Belluna, una valle così ampia, non possiamo pensare. Poi c'erano, come adesso sono le autostrade, che sono fino alle strade comunali, esistevano anche allora. Il passo da sud e da nord, ci spostiamo verso la zona di Miane e Combari. Anche qui abbiamo delle presenze con toponimi che riconducono a periodo alto medievale e fortificazioni anche ancora è rimasto qualcosa di età medievale fino al basso medievale, con vari tipi di strutture interessanti come punti di presidio di valico, case forti, belfredi, cioè torri di legno probabilmente, e torri di muratura. Abbiamo, per quanto riguarda Miane, è interessante uno dei vali che salgono, c'è Posa Punerra, un passaggio, un toponimo Monte Castelletta, sul passaggio tra Versante Bellunese e Trevigiano, e una valle poi chiamata Valle delle Sentinelle, su cui purtroppo non ho mai trovato nulla. Però è interessante questa presenza di questo toponimo. Poi a Miane abbiamo il campanile, che secondo alcune indagini sul fondo sono state trovate le fondazioni di una torre. Io onestamente metto un punto di domanda, perché riconoscere dalle fondazioni una torre o da un campanile la vedo molto difficile. Non era il campanile precedente, però più facile, però vediamo questo punto di domanda. Di fianco abbiamo i resti di una casaforte che si trova appena sopra l'abitato, staccata, la parte alta dell'abitato. È interessante, con una serie di aperture e chiusure nelle sue forme. Ti ricordi in che via si trova? No, non mi ricordo, mi dispiace. Questa Qui è trasformata, questa è una foto di 20 anni fa, trasformata in stalla, come si può ben notare. Qui siamo nella zona di Combari, anch'esso è un valico che porta verso la zona di Valdobbiadene, una zona interessantissima per come è strutturato anche l'abitato, e perché in questa zona, che è più disabitata, questa zona
che delle colline a sud, qui stiamo guardando dal nord-est, ha dei toponimi interessanti, case tor, così, che sembrano ricondurre a presenze fortificate. Qui è Miane, scusate, Combari da sud, quello su cima al cimitero, da dove ho fatto la foto. Qui è sempre Combari dall'alto. Ed ecco, questa zona qui, di questi colli, Case Tor, Contala del Serre e così via, che sono in una valle dove c'è anche una chiesetta dedicata a San Michele. Sì, bellissima. Nelle serre, in mezzo alle serre. Esattamente. Giù in fondo vediamo, guardate, da qui siamo dal cimitero di Combari, si vede fino al quartiere del Piave, io lì so vivo. E qui ci sta la parte più, diciamo, che io ho messo come limite ovest, ma più rappresentativo secondo me è il castello di Mondeserto di Valdobbiadene, sopra la frazione Saccol, perché ha una vita lunghissima, è castelliere, sono trovate strutture dell'età del bronzo finale ferro, forma troncoconica del colle, materiale ritrovato lungo le pendici. La sommità purtroppo è stata completamente devastata. In che senso devastata? È stata devastata sia in età medievale per la costruzione del castello, e quindi il castelliere protostorico è scomparsa, e poi è stata devastata, questo qui è il colle, dalla costruzione di una trincea, un posizionamento di vedetta austro-ungarico, che quindi ha distrutto la sommità, e poi in età recente dal posizionamento della croce al di sopra. Quindi il bunker è rimasto parte del bunker austro-ungarico sopra la croce, e sopra c'è la croce. E questa è la strada che porta al colle. Vedete la forma troncoconica del colle, e la strada taglia così, c'è la tagliata di accesso così, e quella è rimasta. Vi ho portato, per concludere, una cosa al di fuori, un extra home, questa Moenia, che è interessantissimo, isolato, siamo sul versante bellunese, è un colle isolato sulle pendici delle Prealpi, ed è interessante perché praticamente ha una sovrapposizione da partire dall'età del bronzo di insediamento e castelliere, poi diventa fortificazione, poi diventa monastero, poi torna a fortificazione e poi viene abbandonato. Ha una stratificazione, quello che vedete il blu in fondo è belluno. Scusa, San Pietro in Tuba è sulla strada che viene giù da Zumel? No, è più in là. No, più alta. Da San Voldo? No, più in là. No, proprio siamo molto più in là. Castion, per modo di dire. Ah, Castello. Qui siamo. Sulla direttiva Belluno e Valmorella, non si chiama sta valle, non è Valmorella. Sì, tra Belluno e Redina. Sì, Sì, su quel passaggio lì, esattamente. È interessantissimo perché comunque abbiamo una stratificazione incredibile di Roma. Sì, e appena qua sotto, qui non si vede, c'è l'insediamento di Madonna del Parè, che è un altro insediamento curiosissimo che la gente non conosce. Praticamente è un villaggio alto medievale in cui questi poveri disgraziati hanno sfruttato un leggero rialzo, di fianco c'è questa Madonna del Parè, ma hanno messo e posizionato dove non c'era la conformazione naturale pietroni enormi, e hanno costruito un villaggio, piccolo villaggio all'interno di questo anfiteatro di pietroni in parte naturale. È curioso, si chiama? Madonna del Parè. Madonna del Parè. Del Parè. Quelle pietreto, la pietraia. E lì San Pietro in Tuba, se non ricordo male, è in una valle stretta e c'è un ponte sopra. Beh, qui sotto c'è il sentiero Buzzati. Cioè un passaggio obbligato, insomma. Sì, qui sale su, più o meno passa per la Madonna del Parè, c'è il sentiero Buzzati. Sì. Quindi siamo in quella zona lì. E questa qui è visto da nord. Questa qui è la strada che sale su verso la Valmorella, in giù si va giù verso Belluno, e questo qui è il colle. Io ho finito, vi farei vedere l'ultima cosa, se mi permettete, che è, scusate, adesso qui c'è un po' un problema, perché è un'elaborazione, quella che ho fatto io, riuscite a vederla, questa qui è l'elaborazione di anni di ricerche. Questo qua ho utilizzato Google Earth. Moderni miracoli.
Sì, questa icona dicevo che Google Earth è un fantastico strumento. Ecco, guardate, questi qui sono tutti i dati che ho raccolto sia per il libro che per altri, infatti sto allargando la ricerca, come vedete. Però questo qui è tutto il territorio, le bandierine che vedete diversificate sono legate a seconda dei periodi, ma tipo si possono aprire perché hanno una stratificazione di periodi diversi, però tipo la nostra zona di cui abbiamo parlato adesso, eccola qua, la valle, vedete come chiaramente attraverso tutti i secoli, però questa diversificazione è un dato di fatto, ci dà da capire come la fortificazione e il presidio del territorio attraverso qualsiasi epoca è una cosa fondamentale. Quindi non soltanto delle valli, dei valichi, guardiamo i valichi qua come sono ben segnati, ma anche delle, come diceva, com'è, per Submontana Castella, Sì. la strada che corre sotto i castelli. Quindi interessantissimo strumento moderno, che almeno a me mi ha aiutato tantissimo, anche perché permette con le quote di riuscire a capire anche i punti di passaggio da una parte all'altra, e sta raggiungendo dei livelli di definizione che onestamente notevoli. Anche guardate, io che solo girare qui attorno alla stretta di Serravalle come ci permette di voglio vedere la Valle Appisina, lo suo sviluppo senza andare sul posto. sì, e anche perché è impossibile, cioè o ci dotiamo di un drone, ma adesso con la presenza degli alberi è impossibile pensare di vedere quello che vedevano in passato, perché loro tenevano tutto tagliato. Io avrei finito. Grazie. Qualche domanda che volete fare, qualche curiosità da chiedere? Allora, grazie di essere venuti, Grazie. grazie di avermi ospitato, Marta. Grazie, grazie a te. Sui punti di domanda che hai messo si potrebbero fare comunque dei progetti di Sì, ricerca archeologica, quello sì, quindi volentieri.